Novità in materia di PSR, di piano di sviluppo rurale. Questo è il tema di un incontro promosso da CIA e Confagricoltura Treviso a Valdobbiadene. Siamo nel Trevigiano, ci troviamo all'interno dell'Auditorium Celestino Piva e sono in compagnia di Giuseppe Facchin, che è il presidente della CIA di Treviso. Un tema assolutamente importante per gli agricoltori, quello del PSR, perché ci sono diverse risorse a loro disposizione. Quante? Beh, diciamo che più che diverse risorse, sono direi quasi tutte le risorse a cui può attingere l'agricoltura da fonti diverse del proprio reddito. Quindi grosso modo sono una ottantina di milioni di euro che vengono messi in ballo per questo, come si dice, bando 2017. È un'opportunità che non possiamo lasciarsi sfuggire, anche se comunque siamo sicuri non sarà la panacea dei mali dell'agricoltura e non sarà questa somma che risolverà quelle che sono le problematiche o comunque non farà in modo che l'azienda cambi i suoi piani. Di sicuro sarà uno stimolo per le nuove generazioni a pensarci e a vedere se evidentemente qualcosa di interessante possono trarre da questa così boccata d'aria che viene offerta. Siamo ora insieme a Valentino Montagnier, che è responsabile di zona di Montebelluna per Confagricoltura. Sarà difficile accedere a questi finanziamenti, compilare questi bandi? Allora, la compilazione è qualcosa che in qualche modo non riguarda proprio l'azienda, ma riguarda i tecnici a cui loro si rivolgono, istituzioni di categoria o liberi professionisti. Diverso è il fatto che comunque l'azienda per far compilare questo tipo di domande deve supportare il tecnico con la strumentazione adatta, quindi gli eventuali computometrici nel caso di investimenti strutturali o preventivi da fare in modo adeguato come previsto dal bando delle misure, insomma. Quindi c'è qualche consiglio, un consiglio che lei si sente di dare alle aziende agricole che si apprestano ad accedere a questi bandi? Beh, sicuramente non ricorrere al contributo, quindi ponderare l'investimento per permettere al giovane o comunque al non giovane di fare un investimento che segue la propria professionalità, la propria attitudine all'interno dell'azienda agricola e non il miraggio di ottenere un contributo per fare un investimento che poi non è funzionale alla propria azienda agricola. Diamo il benvenuto a Fabio Bernardi, che è responsabile tecnico della CIA della provincia di Treviso. Molte le ricadute positive sul territorio da parte di questo PSR, ma sul Valdobbiadenese, quindi dove si produce per esempio tanto prosecco, Sì, che significato ha il PSR? ti direi un ottimo significato. Il PSR è uno strumento interessante per le aziende viticole perché è strutturato in termini di punteggio, in termini di priorità, perfettamente per quelle aziende che producono il vino. Il vino è un settore molto interessante ed è un settore in cui la Regione Veneto sta investendo molto e lo strumento con cui la Regione Veneto vuole cercare di spingere il territorio è quello appunto del PSR. Le aziende di Valdobbiadene, oltre ad avere un PSR con delle priorità, hanno la possibilità di avere anche un altro strumento di cui molto spesso la Regione Veneto parla a margine, che è lo strumento dell'OCM Vino. Ed è uno strumento, l'OCM Vino, che si completa col PSR e dà la possibilità alle aziende di Valdobbiadene, ma comunque le aziende che producono vino, di acquistare, di fare investimenti che vanno dalla produzione alla trasformazione e alla commercializzazione. Quindi l'azienda di per sé può chiudere la filiera in questi termini. Chiaro che per poter finanziare il piano di sviluppo rurale l'azienda deve sborsare dei soldi, deve pagare in anticipo e poi ottenere il finanziamento. E chiudiamo qui da Treviso insieme a Fabio Curto, che è vicepresidente di Confagricoltura, che insieme a CIA ha organizzato questa serie di incontri rivolti ai propri associati. PSR, sicuramente grandi opportunità vengono da questo piano di sviluppo rurale, ma che cosa invece dal vostro punto di vista potrebbe essere, diciamo, integrato, migliorato? Beh, questa è la terza tappa di questa serie di convegni che CIA e Confagricoltura con la Camera di Commercio organizzano. Oggi siamo a Valdobbiadene, parleremo specificatamente di PSR, che come ha detto bene è una grandissima opportunità, ma per la quale non ci fermiamo mai di spendere tutto il possibile per migliorare quella che è l'efficienza di questa mole di finanziamento comunitario
che deve arrivare direttamente agli agricoltori. Una delle cose principali appunto che il PSR dovrebbe tendere è quello che questa arma di finanziaria crei delle progettualità e degli indirizzi anche a lungo respiro per quelli che sono il quinquennio, i 7 anni di gestione di questo piano finanziario, e che queste progettualità ricadano direttamente sugli agricoltori per creare appunto delle progettualità nelle diverse filiere che siano di ampio respiro e creino appunto quelle opportunità anche per i giovani di rimanere in agricoltura in molti ambiti agricoli. Oggi siamo a Valdobbiadene, per cui chiaramente prosecco, ma anche nell'ambito zootecnico, nell'ambito dell'ortofrutta e negli altri ambiti, per creare grande valore e ricchezza. Io ringrazio Fabio Curto, vicepresidente di Confagricoltura Treviso, e qui da Valdobbiadene è tutto, ridiamo la linea allo studio.